Raffica di perquisizioni, sequestri di documenti personali e societari, inquirenti e consulenti tecnici al lavoro per rafforzare quello che viene definito un solido compendio probatorio nel frattempo già acquisito nei confronti di 3 persone al momento formalmente indagate, tra queste il numero 1 di Simico, Fabio Massimo Saldini. La Procura di Belluno accende il faro sull'affidamento dei lavori della cabinovia Pollonio Socrepe Sacortina e il reato ipotizzato è di turbata libertà della gara di appalto dell'opera affidata direttamente alla Graffer SRL da Simico, che in precedenza aveva annullato la gara a seguito della diffusione di notizie relative all'interessamento di 2 colossi del settore, Leitner e Doppelmayr. Dall'alba sono state disposte perquisizioni in 5 città italiane: Roma, sede legale di Simico, Milano e Brescia, sedi della Graffer SRL, Napoli e Cortina, alla ricerca di prove che confermino quanto peraltro già acquisito a carico della committente e dell'esecutrice dei lavori, che opera in associazione temporanea d'impresa con la bellunese Dolomiti Strade e Eco Edile di Bergamo. Ufficiali di polizia giudiziaria della squadra mobile di Belluno e del servizio centrale operativo della Polizia di Stato di Roma hanno acquisito materiale che sarà esaminato nei prossimi giorni. L'ipotesi investigativa dei magistrati bellunesi concerne la possibile sussistenza di condotte che, grazie ad accordi collusivi o comunque tramite attività fraudolente, si legge nella nota del capo della procura bellunese Massimo De Bortoli, hanno deliberatamente favorito la Graffer SRL nell'assegnazione dei lavori a discapito di altre ditte interessate, con la consapevolezza che i tempi a disposizione non sarebbero stati compatibili con la messa in funzione dell'impianto entro l'inizio dei Giochi Olimpici. Sulla Pollonio Socrepes, per ora incompiuta, pende un'altra inchiesta penale della Procura di Belluno a seguito di un esposto per disastro e frana colposi presentato dai legali dei residenti della frazione di Lacedel, mentre è all'attenzione della Corte dei Conti la richiesta di verifica della correttezza delle procedure e dei possibili danni erariali per la realizzazione dell'opera, i cui costi sono lievitati da 23 a 35 milioni di euro.